Friuli Giovani, buonasera. Questo non è un pietoso tentativo della sottoscritta di tornare alle superiori, di confondersi con i giovani, ma è appunto la prima puntata di questo nuovo appuntamento. Prima di tutto grazie al direttore Alberto Terasso per avermi così voluto un po' emancipare dal gioco calcistico e confrontarmi con i ragazzi e soprattutto così prendere da loro gli spunti che verranno in queste serate in cui ci interrogheremo e cercheremo di parlare di diversi temi con gli spunti che ci arrivano proprio dalla realtà, dall'attualità, dalla quotidianità. Questa sera già inizieremo col botto, ma prima di tutto voglio dare buonasera al professore Emanuele Bertoni, docente referente presso la Consulta Provinciale per gli Studenti, per dare il via ufficialmente anche a questa nuova avventura, questo nuovo passo in questa partnership con Telefriuli. Grazie, buonasera. Beh, siamo al 7° anno quindi di trasmissioni, è stato di un progetto della Consulta Provinciale degli Studenti fatto in collaborazione con Telefriuli, ma grazie anche al supporto della Regione Friuli Venezia Giulia. Non dimentichiamo quest'anno che possiamo contare anche su un supporto logistico della SAF per i trasporti. Coinvolgerà quindi tutte le scuole della provincia di Udine e quindi credo che sarà un'ottima trasmissione e un buon avvio in una veste decisamente nuova. Sono d'accordo anche perché così nel pre-trasmissione già davvero i ragazzi mi hanno caricato, è stato un bel incontro con voi, devo dire, grazie davvero perché mi avete subito messo così a mio agio, ma usciamo un attimo da Udine, dal Friuli, dalla nostra attualità, anche se comunque riguarda direttamente anche noi perché ci colleghiamo direttamente, idealmente con quello che sta accadendo in diverse parti del mondo, le manifestazioni in piazza, in Francia in particolare, dove sta proprio in questi giorni all'esame del Parlamento la legge che appunto vorrebbe garantire, disegno di legge che vorrebbe garantire, legittimare proprio sui matrimoni omosessuali e garantire anche l'omogenitorialità, ovvero la possibilità proprio anche di poter avere dei figli per le coppie omosessuali. Dall'altra parte, a migliaia di chilometri di distanza, in Russia invece è stata approvata in prima lettura alla Duma, al Parlamento, una legge anti-gay invece che vieta tutte le forme, diciamo, di manifestazione riferite appunto ai diritti degli omosessuali. Sarebbe in realtà indirizzata più ai minori, ma in realtà riguarda un po' tutte le manifestazioni atte a tutelare e a promuovere i diritti appunto degli omosessuali. Tema caldo, lo dicevamo, tema forte che ci permetterà davvero di andare a spaziare in diverse tematiche, quelle che sono le tematiche giuridiche, filosofiche, psicologia, sociologia, insomma ci entra davvero di tutto. Giampaolo Izzo, le mancherà il direttore Alberto Terasso? No, scherzo, però sarà il mio mentore anche in questo cammino che faremo insieme, quindi un volto noto, conosciuto, quindi per dare il via già con un tema davvero importante. Diciamo che è stato ben sostituito, direttore, ti sei chiamato il complimento, ti auguro buona fortuna. Non era voluto. Come? Non era voluto. No, vabbè, assolutamente. No, comunque in ogni caso credo che questa esperienza è stata molto positiva, penso continuerà ad esserlo, con questi temi sempre aperti, sempre dialettici, cercando di dare uno spaccato, diciamo, della scuola che rompe il luogo comune, che troppe volte vuole vedere i ragazzi come disimpegnati, disattenti alla realtà, diciamo che li circonda, in realtà sono molto più interessati e partecipi di quello che sembra, e questa trasmissione svolge anche questo compito, oltre che un incontro tra generazioni diverse, penso sia un ambiente proficuo. E allora cominciamo subito. Buonasera a Enrico Pizza, assessore alla mobilità del Comune di Udine, grazie per essere con noi questa sera. Prima di tutto voglio subito entrare proprio nel tema. In questi giorni si parla molto, si sentono dalla Francia queste notizie, si seguono proprio le manifestazioni, non ultima per esempio quella dei cattolici che proprio hanno pregato davanti all'Assemblea nazionale francese nel momento in cui si sta discutendo questa legge che vuole permettere agli omosessuali di potersi sposare. Ecco, le faccio subito una domanda secca, visto che si parla tanto di omofobia e questa è un po' l'accusa che viene mossa a chi è contro la concessione di questi diritti. E appunto, se uno è contrario al matrimonio gay, è omofobo? Nessuno lo obbliga a sposarsi se uno è contrario al matrimonio gay. Al di là della battuta, diciamo che anche in Francia quello che si è stabilito in maniera chiara è il principio di laicità dello Stato. Chiunque è libero di pregare, chiunque è libero di professare una religione,
Lo Stato ha tuttavia il dovere di tutelare e difendere tutti i cittadini. Questo in Francia è stato stabilito in maniera chiara, in Italia è da decenni che zoppichiamo ancora su questo tema. Eppure non c'è in realtà alcun divieto palese nella nostra legislazione, insomma la Costituzione anzi dovrebbe garantire che ci siano pari diritti insomma, per tutti. Il Codice Civile in realtà non esprime nessun divieto in merito, parla però di marito e moglie. Perché allora, guardando per esempio all'Europa, che così proclamiamo unita, perché tutte queste diversità? È solo una questione di governi, di cultura, cioè i cambiamenti dove sono avvenuti, perché sono avvenuti? Beh, la Corte Costituzionale ha recentemente stabilito in una sentenza che non è questione di come si scrivono le leggi, sono principi, c'è un principio che è quello di uguaglianza nella nostra bellissima Costituzione che deve informare i legislatori e andare a stabilire, aprire la strada per capire quali leggi seguono il principio di uguaglianza e quali no. Quindi non è questione di codice civile, di legge, la Corte Costituzionale ha detto chiaramente nulla osta al nostro Parlamento, anzi c'è il dovere di legiferare per dare e assicurare questa piena parità. La differenza rispetto all'Europa è chiara, deriva certamente da un codice, addirittura se andiamo nelle leggi, dal codice fascista Rocco che aveva escluso l'omosessualità come un reato. Se ne è parlato di recente a proposito delle cose buone fatte dal fascismo. Ecco, l'aveva esclusa però è interessante scoprire per una sorta di pudore virile e macho che andava a dire il maschio italiano non è omosessuale e quindi non c'è bisogno di una legge. Era una cosa evidentemente assurda e paradossale. Invece in Germania, io voglio ricordare Arcigay e Arcilesbi che hanno recentemente fatto una serata per ricordare come questo famoso paragrafo 175 andasse a punire e a colpire gli omosessuali con un reato specifico. Adesso siamo andati alla seconda guerra mondiale, però questo per dire che l'Unione Europea, nata da questa seconda guerra mondiale, si è sviluppata nei diversi paesi d'Europa in modi estremamente diversi. Oggi noi, venendo ai giorni d'oggi, ci ritroviamo in una situazione in cui abbiamo la gran parte dei paesi europei che hanno una legge che riconosce le coppie omosessuali e c'è un'Est Europa, più l'Italia e la Grecia, che questa cosa non la fanno. Bisogna capire l'Italia in quale delle due direzioni la vogliamo mandare. Adriano Ion, già assessore provinciale per quanto riguarda appunto la provincia di Udine, buonasera anche a lei. Cosa si vuole fare in Italia? Se fosse per lei cosa si dovrebbe fare? Beh, sicuramente io credo che soprattutto fra i giovani e anche qui in Friuli la cultura della tolleranza sia uno dei principi fondamentali delle nostre comunità, nel senso che per esempio con Enrico Pizza siamo stati colleghi per un anno al Malignani di Udine e devo dire che i ragazzi mai li ho sentiti con una battuta, perciò il massimo rispetto, ho visto la massima, ecco così, tolleranza se possiamo dire, rispetto a una scelta anche coraggiosa, perché parlare di omosessualità dichiarata 20 anni fa in questa città sicuramente ci è voluto del coraggio, perciò io vedo che i nostri ragazzi culturalmente sono assolutamente preparati per affrontare l'argomento. Sicuramente lo Stato, cioè la società, deve avere dei modelli di riferimento su cui puntare. Qual è il modello di riferimento per lo Stato italiano? Per come la vedo io, sicuramente la famiglia così tradizionale, quella che conosciamo naturale, no? Millenaria, è sicuramente il modello di riferimento. Questo però non significa che altre affettività che comunque vanno tutelate non debbano trovare un legittimo riconoscimento. Si tratta solo, secondo me, con equilibrio di graduarle. Ecco. In sostanza la dichiarazione di Monti, ovvero no ai matrimoni gay ma sì ad unioni di altro tipo, è quella cornice in cui si riconosce, diciamo. Pur non essendo un sostenitore di Monti, non parliamo di politica, ma sì, su sta cosa qua, ecco, io mi riconosco sì, in questa dichiarazione. Giampaolo Izzo, effettivamente qua il problema sta proprio nelle parole che si usano, matrimonio e famiglia. Il matrimonio appunto è stato inteso sempre come pietra fondante di quella che è la famiglia, ma è davvero così? O il matrimonio dovrebbe essere inteso in senso laico solamente come possibilità di avere dei diritti per le coppie che appunto vogliono unirsi? Beh, intanto è stato sottolineato da tutti, è una cosa che bisogna sempre sottolineare, che nella vita privata di ognuno massima libertà da questo punto di vista. Questo va sottolineato 3 volte perché
diciamo così, alle volte si fanno dei discorsi politicamente corretti, poi magari sotto banco ancora troppi diciamo magari hanno uno spirito discriminatorio. Quindi è vero che, come diceva Adriano, che rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, la società ha fatto notevoli passi in avanti da questo punto di vista, però io credo che contro ogni forma di discriminazione ancora se ne debbano fare. Detto questo, la discussione matrimoni sì, matrimoni no, entro subito, dico subito come la penso. Io sono assolutamente per legiferare in questo senso, dando pari diritti alle coppie omosessuali, ma anche, dico di più, anche alle coppie di fatto, che in Italia non sono, diciamo, non hanno una tutela, no? Da questo punto di vista. Magari non lo chiamerei matrimonio, perché insomma non ne farei una questione di parole, nel senso che il matrimonio richiama comunque la madre, e io non mi soffermerei, lo dico anche a Pizzo, cioè, più che altro sul lessico, diciamo, mi interesserebbe più il contenuto della cosa, ecco. Anche per rispondere a quello che diceva Adriano sulla famiglia, no? Da questo punto, ecco, questo è, quindi io credo che su questo una larga maggioranza del Paese, sia sulle coppie di fatto, sia sulle unioni, diciamo, omosessuali, sia d'accordo contro ogni forma di discriminazione. E su questo dobbiamo recuperare. Su questo dobbiamo recuperare, perché noi abbiamo un matrimonio che è il matrimonio religioso e un matrimonio civile, ma non abbiamo un istituto giuridico che rappresenti le coppie, ad esempio, di fatto, e neanche le coppie omosessuali. Su questo siamo ancora in ritardo e diciamo, da questo punto di vista la libertà dell'individuo deve essere, diciamo, tutelata, per cui massima apertura da questo punto di vista, nel rispetto della tradizione comunque di questo Paese che per laici, non credenti e credenti è comunque cattolica, in un certo qual modo bisogna anche rispettarla, insomma. Nino Moro, l'Italia è veramente pronta, i giovani sono pronti, lo scopriremo tra qualche istante andando a sentire proprio loro dopo aver inquadrato un po' i diversi punti di vista e le questioni, anche se vorrei scavare un po' di più perché mi sembrate troppo in linea per adesso. Comunque, diciamo dobbiamo dire quello che pensiamo, no? Se la questione è quella di laici e cattolici, credo che i cattolici non siano un blocco unico, credo che il cattolicesimo delle nuove generazioni sia da studiare, analizzare bene, ecco, vedere che cosa che resta come valore. E credo comunque che ci sia da fare un discorso culturale serio, ecco, anche di approfondimento su quello che è il valore, io non direi cattolico semplicemente, ma cristiano di una unione. Credo comunque che il matrimonio abbia a che fare sì con madre, ma anche con amore in fondo, e che la famiglia sia un luogo dove si trasmette amore. Quindi non so quanto tiene il differenziarlo in di fatto, non di fatto, due dello stesso sesso, non dello stesso sesso. Credo che l'importante sia che esista quella cosa che si chiama amore. E questo dovrebbe dare il e credo che il messaggio cristiano sia estremamente ampio. Proprio su questo riguardo, e quindi ci dovrebbe essere fatta una riflessione proprio a livello cattolico. Vedo in Francia la Chiesa è scesa in campo, ma la Chiesa rappresenta i cattolici francesi o la gerarchia francese? Perché la Chiesa non vota, non c'è nessuna rappresentanza del cattolico francese. Bisognerebbe andare a chiedere, e allora vedrei che le cose sarebbero un po' diverse, insomma. Chi rompe il ghiaccio prima della pubblicità? Sì, farei subito un commento a riferimento alla famiglia tradizionale. La famiglia tradizionale è anche la famiglia patriarcale in cui bisognava fare tanti figli perché lavorassero nei campi. Non ci sono soltanto gli aspetti positivi della tradizione, ma anche quelli in cui la donna era sottomessa, in cui non c'era il divorzio e la donna non poteva emanciparsi né liberarsi da una condizione in cui il marito dettava legge. Premesso questo, non credendo nell'istituzione del matrimonio né per gli eterosessuali né per gli omosessuali, mi soffermo piuttosto sull'aspetto delle adozioni, che poi affronteremo in seguito, penso.
per cui appunto credendo in una totale uguaglianza tra le coppie siano eterosessuali o omosessuali, credo nel diritto di adozione anche per le coppie omosessuali. Quindi credo più che altro in un diritto che è un diritto naturale, quello all'uguaglianza, quindi poco importa se ci sia una legge o se non ci sia una legge. Non è che un diritto diventa tale se è scritto su un pezzo di carta, è un diritto che tutti dovremmo comunque dovremmo garantire, dovremmo lottare per questo. Usavi un termine importante, l'uguaglianza. Mi viene in mente alcune parole che ho letto in un articolo proprio in questi giorni, dove parlava un rappresentante di un gruppo di omosessuali che invece non si riconosce, diciamo, in tutta quella corrente che chiede pari diritti, e usavano questa frase: l'uguaglianza è davvero l'eliminazione di ogni differenza, o in realtà dovremmo parlare di giustizia e quindi dire che l'uguaglianza deve essere commisurata a quelle che sono le reali, la natura di ognuno? Buonasera. Allora, uguaglianza vuol dire essere uguali di fronte alla società. Il problema della società è che non è giusta nei confronti di tutti. Cosa succede? Che io non sono d'accordo con Andrea sulle adozioni. Perché? Perché nel momento in cui un bambino viene adottato da una coppia gay non è che non riceve amore, sono d'accordo che una coppia gay può dare tanto amore quanto una coppia normale. Il problema sono gli altri bambini o gli altri genitori che vedranno quel bambino come un Satana a scuola, verrà denigrato dagli altri perché ha due papà oppure due mamme, e quello è il problema. E sul Satana si sta scatenando l'inferno. No, gli rispondo. Finiamo. Posso rispondere visto che sei tirato in casa, quindi replica tua, poi andiamo in pubblicità e direttamente replico velocemente che seguendo questo discorso un bambino di una minoranza etnica o un bambino rom dovrebbe essere espulso da scuola per non cadere vittima del bullismo, quindi non si colpisce l'aggressore ma si colpisce l'aggredito. Il minuto e mezzo di pubblicità sarà il più lungo che io abbia mai vissuto, ci ritroviamo tra poco. E c'è Mattei, si firma, che ci scrive per fare gli auguri in diretta a Enrico Pizza, buon compleanno. A tra poco. Tutti a bere. Gli altri li ho ignorati. 40. Bentrovati, abbiamo lanciato già, Stojan ha lanciato già la pietra dello scandalo, ma insomma, con un Satana in mezzo. In ogni caso, per chi si fosse collegato solo in questo momento, leggo un messaggio che riassume un po' tutto. Ma se due persone si amano, realizzano in un percorso personale una complementarietà, paternità e maternità, e desiderano sposarsi e adottare dei bambini, che differenza fa se sono entrambi maschi e femmine? È solo una questione genitale, dice. Io non ho mai visto, vabbè, qua è un po' continuo, io non ho mai visto che organo sessuale ha mia madre, ma so che mi ama e questa è la sola cosa importante. Francesco, cattolico da Udine. Carissima Aurora. Sì, buonasera a tutti. Io volevo dire un po' a Stojan, non sono d'accordo con te come sempre. Cioè, io penso che intanto bisogna dire che io non sono nessuno come lui per giudicare un rapporto, perché non lo conosciamo a prescindere. Ognuno vive i propri sentimenti in maniera diversa, chi di più, chi di meno, quindi anche tra due uomini, tra due donne o anche tra uomo e donna. Quindi io non potrei mai giudicare. Sono d'accordo sui rapporti, sono d'accordo anche sul matrimonio. Dei gay, lesbiche, tutto il mio sostegno. Penso che l'Italia sia ancora vecchia, molto vecchia su questo, perché non riescono mai ad accettare un cambiamento migliore o anche peggiore. L'Italia è rimasta sempre indietro e secondo me ancora per molto rimarrà indietro finché ci saranno questi pregiudizi di dire noi siamo migliori o tu sei il peggiore, o di non accettare questi cambiamenti. È un paese vecchio anche nei giovani, cioè parlando con i tuoi coetanei. Spesso capita che, ma non solo su questo argomento, su tanti altri temi ci ritroviamo in disaccordo, comunque si nota la differenza anche della mentalità ristretta. Però volevo dire che io sono un po' contro per quanto riguarda le adozioni dei figli. Da una parte penso che spesso sono queste coppie che desiderano di più un figlio che delle coppie, diciamo, tra uomo e donna, perché adesso basta andare anche in discoteca e oramai un figlio si fa facilmente, però non c'è il desiderio. Non darmi questi suggerimenti perché... Però penso...
Allora, siccome dopo i 30 l'orologio biologico fa tic tac, stasera vado in discoteca così sono a posto. Aurora, ma che discoteca? Però penso... Che discoteche frequenti? No, io non le frequento proprio. Io non le frequento proprio, cioè io vado in altri posti, però penso che comunque l'amore tra queste due persone sia più forte a volte di una coppia tra uomo e donna. Però penso che l'adozione debba avvenire quando un ragazzo, cioè quando il figlio è già in un'età abbastanza grande da poter capire cosa deve andare ad affrontare, perché spesso può nascere con dei complessi grazie a questa società in cui ci ritroviamo. Vabbè, però su questo, se posso... Cioè il fatto, io non sono d'accordo con l'argomentazione di storia, neanche con la tua, sono più d'accordo con quella di Andrea. Cioè non è che uno può essere d'accordo o meno se la società è più o meno ingiusta, discriminatoria. Cioè bisogna stabilire un concetto se è giusto o meno. Cioè io ritengo più corretto un'argomentazione. Non è che se la società sbaglia bisogna secondarla. Allora, io sinceramente questo argomento capisco più altri argomenti che magari aspetto che vengano da voi, diciamo così. Visto che poi si è prenotato Francesco, sì, arriviamo adesso anche a sentire altre argomentazioni, però visto che si parlava prima con Nino Moro di famiglia e di amore, quindi l'amore dovrebbe garantire, diciamo, qualsiasi possibilità, ovvero uomo-uomo, se amano incondizionatamente un figlio va benissimo fondamentalmente. La preoccupazione di Aurora, come potrebbero reagire gli altri e come questo figlio potrebbe crescere? È legittima? Ma in America leggevo che dagli anni '80 hanno studi approfonditi sull'argomento e non si nota nessuna diversità, anzi se si nota qualcosa in più. Questi bambini, che sono ormai milioni, ecco, qua in Italia dovrebbero essere 100.000. In America sono molti e dagli anni '80 li studiano e hanno notato che semmai sono più capaci di relazionarsi perché più aperti, ma non hanno problemi di natura di identità né problemi di natura di comportamento psicosociale, insomma, di nessun tipo. Quindi se quello può giovare, credo che però in Italia non sia basarsi sull'esperienza insomma di paesi dove già accade, degli studi che sono stati fatti. Prego, chi ha il microfono? Poi diamo spazio agli altri, sì, perché ho visto tantissimi interventi. Non sono stato capito, io non ho niente contro le unioni gay, sono contrario alle adozioni perché la società non è ancora pronta, non vuol dire che più avanti non lo sarà, ci devono essere delle tappe, una volta bruciavano le persone, siamo arrivati a un punto dove non lo facciamo più, uguale anche con questo. Ci sono delle tappe nella società, più cresceremo più capiremo, come in America sono cresciuti abbastanza da capire che questa è una cosa che si può fare, in Italia non possiamo fare finché ci sarà la Chiesa che interverrà dappertutto. Però in America Obama ha detto sì ai matrimoni gay non molto tempo fa, qualche mese fa, e fino all'epoca Clinton c'era un atto di difesa del matrimonio inteso come solo fra marito e moglie, quindi forse bastano pochi anni, domanda, non lo so. Okay. Buonasera, io sono Erika e volevo innanzitutto chiarire la mia opinione riguardo appunto matrimonio e adozioni gay. Io sono favorevole a entrambi. Sono favorevole a entrambi perché secondo me quello, come diceva giustamente, secondo me la cosa che conta di più è l'amore e non è giusto neanche fare distinzioni tra coppie di fatto e matrimonio, nel senso io non sono una che crede nell'istituzione del matrimonio, ma c'è chi ci crede ed è un suo diritto poterlo esercitare in un certo senso. Io vorrei portare un attimo un documento che ho trovato dell'American Psychological Association, non è un po' lunghetto, cioè, lo leggerò in breve, diciamo. Sono più o meno 30 pagine. Sì, no. che parla dell'adozione e degli effetti che questa può avere sui bambini adottati. Allora dice, innanzitutto, l'omosessualità non è un disordine psicologico, Conger 1975. Sebbene l'esposizione al pregiudizio e alla discriminazione basati sull'orientamento sessuale possano causare stress acuti, Mace e Cochran 2001, Meyer 2003. Non c'è alcuna prova affidabile che l'orientamento omosessuale possa di per sé compromettere le funzioni psichiche. Inoltre, la convinzione che gay e lesbiche non possano essere genitori idonei non ha alcun fondamento empirico. Patterson 2000-2004, Perry 2002.
Tra le donne lesbiche e le donne eterosessuali non sono state trovate differenze marcate nel loro approccio verso l'educazione del bambino. Patterson 2000, Tasker 1999. I singoli componenti di coppie LGBT con figli si dividono in modo equo le questioni inerenti alla cura dei bambini e sono soddisfatti della loro relazione col partner. Patterson 2000-2004. I risultati di alcuni studi suggeriscono che le capacità genitoriali di madri lesbiche e padri gay potrebbero essere superiori a quelle di genitori eterosessuali dello stesso livello. Non ci sono prove scientifiche per dimostrare che madri lesbiche e padri gay possono essere non idonei sulla base del loro orientamento sessuale. Armesto 2002, Patterson 2000, Tasker e Golombok 1996. Erika, sì. Se poi c'è ancora qualche punto lo sviluppiamo in seguito, perché in ogni caso per adesso, insomma, visto che eravamo entrati nel tema adozione, ci serve, anzi grazie per davvero anche dare supporto poi a quello che diceva prima Nino Moro. Francesco si prenotava, ma c'è anche di qua qualcuno che voleva parlare, prego. Possiamo far arrivare il microfono anche qua. Volevo giusto rispondere al professor Rizzo. Nel senso, parlava di giusto e sbagliato, di criteri. Non ho capito all'inizio. Parlava di criteri per ovviamente decidere. Ma allora, il giusto e sbagliato cos'è? Siamo noi in grado di determinare il giusto e sbagliato? È ovvio che chi è credente difenderà la sua posizione, chi è laico no. Quindi il discorso andrà avanti all'infinito, si creerà a fin dei conti un'antinomia fra chi è pro e chi è contro. Rispettabili tutti e due, indubbiamente. Rispettabili tutti e due, indubbiamente. Quindi, dal mio punto di vista, la soluzione qual è? Facciamo un bel referendum, vediamo. Perché il discorso qual è? Vince la democrazia, siamo in una democrazia, giusto? Sì. E allora, siccome ci sono posizioni diverse che tutte devono essere rispettate, facciamo un referendum nel quale chi vince deciderà. Noi cittadini maggiorenni voteremo e la posizione principale sarà quella dominante. Però che i referendum in Italia, come saprai bene, sono solo abrogativi, perciò ci vorrebbe, non sono propositivi. Sì, certo, ci vorrebbe una capacità, un'azione, sì, indubbiamente. Un'iniziativa popolare. No, posso dire, è un peccato che ad un mese dalle elezioni politiche si parli di referendum, nel senso che noi oggi, tutti noi andremo a votare per un nuovo Parlamento. Bene, io credo che anche i giovani sia giusto che chiedano alle nuove forze politiche: voi che cosa ne pensate di questa cosa? E poi decidere col voto qui sì in maniera propositiva. Allora c'è chi propone il matrimonio, chi propone la legge sulle convivenze, chi non propone nulla o chi dopo 5 anni di governo, insomma, della legislatura uscente, non ha proposto nulla, nemmeno una legge sull'omofobia siamo riusciti a far passare nel Parlamento uscente. Allora la mia preoccupazione, ripeto, fra 3 settimane si va al voto, è dire quali forze politiche. Ecco, questo è un modo impropositivo per dire delegheremo per 5 anni. Certo è che se faranno delle leggi fatte male, allora sarei d'accordo con te nel chiedere il referendum. Però su questi temi tu mi insegni che c'è una notevole trasversalità in tutte le forze politiche, anche giustamente, sai. Sì. Però i partiti hanno io credo ancora nei partiti che fanno dei programmi e che scrivono. Il mio partito, si sa, insomma, sono il Partito Democratico, ha scritto che cosa vuole fare in maniera chiara. Avete governato tanti anni, non l'avete fatto? Veramente no, è 5 anni che stiamo uscendo al di là poi della politica, perché era interessante il discorso di Pizza, ma perché secondo lei allora in Italia diciamo una dichiarazione di questo genere non fa parte di un programma politico? Nel programma del mio partito per esempio c'è, e c'è scritto in maniera chiara. Forse chi non scrive niente parole chiare, bisogna andare a vedere perché non l'ha scritto e non l'ha detto. Il mio partito ha detto: noi vogliamo una legge sulle unioni civili come modello europeo. Questa è la proposta. Ci sono altri partiti che fanno altre proposte come il matrimonio e altri come Rivoluzione Civile, non voglio fare pubblicità, però è così, o Sinistra e Libertà che sostiene una legge sulle unioni civili. Da tutti gli altri mi pare ben poco. Però sappiamo che su questi argomenti, ed è giusto così, non è che ci può essere una forza politica che cambia la Costituzione. Ma non serve cambiarla. Per cambiare la Costituzione, lo vedi anche adesso in Inghilterra, dove vogliono introdurre il matrimonio per le coppie gay, hanno una procedura molto complessa che tra l'altro Ma serve cambiare la Costituzione per permetterli, perché in realtà la Costituzione non è ostativa in questo senso, anzi... Io non sono un esperto di diritto, ma secondo me è un cambiamento talmente radicale rispetto a quale... cioè la Costituzione
quando uno la studia dovrebbe anche andare a vedersi gli atti preparatori, e sicuramente guardando la discussione dell'Assemblea Costituente i nostri padri costituenti hanno inteso che il matrimonio fosse un matrimonio fra uomo e donna. Certamente qui però in Italia noi giochiamo sempre a estremizzare un po', cioè non abbiamo nemmeno la tutela per le coppie di fatto uomo-donna, e andiamo a pensare, cioè, e già siamo alle adozioni, al passo successivo. Cioè, così secondo me il rischio qual è? Che alla fine non si faccia niente. Però un momento, nemmeno io sono un esperto di diritto, ma la Corte Costituzionale 2 anni fa ha chiarito chiaramente non servono modifiche della Costituzione. Caro Parlamento, legifera su questa materia e quindi basta una semplice legge. Sì, comunque sono leggi queste che normalmente per avere un effetto nella società devono essere quantomeno condivise, perciò non è che uno da solo fa tutto. Il sistema parlamentare prevede che le leggi vengano approvate a maggioranza, se tu ne vuoi inserire una qualificata fai una proposta politica. È vero però che poi insomma le cose sono cambiate in coincidenza con certi governi nei vari paesi quando questo è accaduto, diciamo. Quello che diceva Ion, giusto per collegarmi al tema adozione, perché c'è Francesco in attesa e penso che fosse anche per quello giusto quello che lei dice, passare da già al passo successivo adozioni, però nel momento in cui creiamo comunque un'unione intesa comunque come poi nucleo, siamo già al passo successivo, quindi certo. Interrogarci su quelli che saranno poi gli sviluppi futuri se una cosa di questo tipo passa. Francesco. Sì, allora io mi ricollego al tema delle adozioni che era partito prima, saltando il matrimonio magari, perché ne parleremo dopo, non so. Comunque io parlo per esperienza diretta perché ho una sorella che è stata adottata, quindi l'ho vissuta anche in prima persona e sinceramente, pur avendo visto in che condizioni anche sono i bambini che devono essere adottati, ritengo che io sono contro l'adozione degli omosessuali, non per il fatto che degli omosessuali non possono essere dei padri e delle madri buone come una coppia eterosessuale, però credo che dei bambini che hanno avuto già delle difficoltà e dei disturbi si rischi di aumentarli, cioè qui oltre a un senso proprio non è dire siccome la società è sbagliata anche noi facciamo le cose sbagliate, è un'altra cosa, è dire metto prima il bene mio o del bambino. Cioè c'è anche questo punto di vista che va trattato, perché anche uno quando fa un figlio sa anche che deve rinunciare a qualcosa, sa che quindi lo scontro fra il diritto ad essere genitori e il diritto del bambino ad avere un padre e una madre, diciamo. No, ad avere un padre e una madre, a non entrare in una società che lo guarda, non dico in modo ostile, ma comunque non si integrerà, già farà fatica ad integrarsi in quanto adottato. In più farà ancora più fatica se... Sì, brevissimo, e poi andiamo anche di là, non invertiamo i microfoni, prego. Sì, se adottare un bambino da parte di omosessuali e non fare il bene del bambino, sicuramente non adottarlo e lasciarlo in un orfanotrofio, quindi questo sarà il bene del bambino. Leggo un messaggio e poi andiamo pubblicità, è in linea. Ci occupiamo tanto degli adulti, matrimonio omo o etero. Qualcuno mi spieghi però perché ad un bambino deve essere negato il diritto ad avere una mamma e un papà a fianco, visto che solo un uomo e una donna possono generare vita. Questa è Alessandra, dopo la pubblicità. Velocissimo. Cioè, Francesco secondo me ha colto un punto. Parliamo troppo di noi e poco dei bambini. Il bambino è al centro del processo. In Italia l'adozione è molto complessa, molto farraginosa e non è un caso. L'istituto è molto attento proprio perché la logica qual è? Dopo una delusione bisogna stare attento che il bambino non ne abbia un'altra. Il significato dell'intervento di Francesco ha colto secondo me nel segno. Io non sono d'accordo solo su un piccolo passaggio di Francesco, cioè se uno è bisogna stare attenti in generale, cioè che sia eterosessuale o omosessuale. Certo è, e lo dico insomma, in maniera oggettiva, i figli li fanno un uomo e una donna. Dopodiché, detto il prologo che ho fatto prima, assolutamente liberale, bisognerebbe secondo me affrontare il problema non in maniera schematica, dogmatica, fatto per slogan eccetera, ma sentendo degli psicologi, dei pedagoghi, esperti in materia, perché è vero che un bambino forse ha proprio bisogno di una madre e di un padre, punto di domanda,
ha bisogno anche di un riferimento fisico della madre o di un padre? Io credo che a queste domande, penso di essere stato chiaro, non si possa rispondere in maniera le ricerche secca, che si brutale. le ricerche che si citavano non la convincono da questo punto di vista. No, io sono in una situazione da questo punto di vista per certi aspetti di epoché, di sospensione del giudizio, cioè non mi piacciono i giudizi netti, affettati. La questione è problematica. Sulla questione vanno messi i bambini al centro della nostra attenzione in primo luogo. Fabio ha una domanda sul tema, giusto un attimo di pubblicità e torniamo. No, volevo chiudere dicendo che stavamo Solo parlando di Costituzione. Velocissimi. Stavamo parlando di Costituzione. Bentrovati, buon compleanno pizza da Nadia, si stretta ormai. Dopo la trasmissione ci troviamo tutti insieme a bere qualcosa dove? Così invitiamo anche Fabio, vai. Qui a Telefriuli, facciamo una festa. Volevo semplicemente dire che si parlava prima di Costituzione, di partiti politici, di società. C'è un problema grande in Italia, abbiamo il Papa. È uno dei più grandi problemi che abbiamo. Forse è un argomento difficile da toccare questo. Non è un problema, è un'istituzione. Lo veda come vuole. No, comunque in qualsiasi caso. Se però le istituzioni vanno, guarda, te lo dico da laico, le istituzioni vanno rispettate. Però se Izzo mi provoca non è vero, è un'istituzione della città del Vaticano che è uno Stato autonomo, il Papa. Giusto. Non è un'istituzione, questo è il problema dei politici. Ma questo è il problema dei politici italiani. Io ho un grande rispetto per il Papa come capo di una religione e come capo di uno Stato straniero. Il problema è che sono i politici italiani che quando parla il Papa tremano e non riescono ad articolare un discorso laico. Il problema più grande è che noi ci giudichiamo uno Stato laico. Beh, siamo Stato laico. Uno alla volta, non è che proprio siamo uno Stato laico a questo punto, perché avendo il Papa ci dichiariamo tra virgolette cattolici. Ma no. Sì, scusa. Prego. Sono Tommaso. Volevo dire che comunque stiamo parlando di altre cose, cioè torniamo sempre sulla politica, sulla Chiesa, ma in realtà stiamo parlando di omosessuali e volevo esprimere il mio giudizio riguardo alle adozioni dicendo che comunque finché non inizieranno le adozioni la società non si potrà sensibilizzare, perché non è che la sensibilizzazione della società riguardo alla non discriminazione si può decidere a tavolino, ma anzi mostrando nel concreto bambini adottati da coppie omosessuali. E poi volevo anche dire che comunque la maggior parte dei bambini riceve delle discriminazioni per qualsiasi cosa faccia. Si sa, i bambini, soprattutto nell'età molto in giovinezza, diciamo, sono molto cattivi. Cioè, se non hanno peli sulla lingua, se un bambino è grasso gli dicono sporco, grassone, non si fanno problemi che poi ci facciamo noi. Hai avuto un'infanzia triste, insomma. Sì, abbastanza. Molto. No, ma è così, è inutile nasconderlo dietro a vari problemi. Poi superando la pubertà, entrando nell'età adulta, probabilmente si riusciranno a superare i problemi. Poi dipende da loro, non è... Insomma, i bambini possono avere... Sei dell'opinione che da questo punto di vista l'adozione sia problematica? Era stato toccato il tema Chiesa, effettivamente fra le diversi interventi che abbiamo citato poi prima abbiamo scordato, o meglio non abbiamo ancora citato quello di Papa Benedetto, che proprio a dicembre insomma, si è espresso sul tema con... frasi come per esempio il matrimonio gay è l'offesa contro la verità della persona umana, una ferita grave inflitta alla giustizia e alla pace, la famiglia ha un ruolo sociale, quindi è quella costituita da padre e madre e non sceglie l'uomo la propria natura, l'uomo contesta la propria natura, ormai è solo spirito e volontà, quindi insomma c'è una natura che va rispettata secondo appunto quella che è l'affermazione da parte della Chiesa Cattolica e c'è un messaggio. Le coppie di fatto, sia gay che lesbiche, sono coppie che vanno contro natura. Dobbiamo distinguere bene la differenza tra natura e Chiesa. La Chiesa è contro l'unione di fatto, mentre mi perdo con questo telefono, mentre l'unione di fatto va contro natura. Io sono ateo e credo solo nella natura e dunque le coppie di fatto non le condanno, ma dico solo che vengano dati più valori alla famiglia costituita da donna e uomo che lottano continuamente per il bene naturale della famiglia. Insomma, un po' complicato, ma in sostanza si va contro natura. Pizza, come risponde? In natura c'è, quindi
quindi queste sono visioni molto antropocentriche della natura. Non è vero, l'omosessualità c'è in quasi tutte le specie animali. Se vogliamo parlare di natura, a me francamente interessa poco che cosa succede in natura, perché con l'essere umano per fortuna possiamo parlare di sentimenti, di relazioni, anche di sessualità, che è uno degli aspetti, ma insomma abbiamo un'umanità. Per me paragonare l'essere umano, ecco, dire la natura è in maniera anche, scusate, sbagliata, trovo che sia poco corretto. Francesca, stelliniana di Udine, per quanto l'amore tra coppie gay possa essere profondo e sacro, quanto il rapporto tra eterosessuali, l'equilibrio naturale che un bambino riceve o dovrebbe ricevere all'interno di una famiglia normale non potrà mai verificarsi all'interno di una famiglia composta da due genitori omosessuali. La crescita naturale di un bambino necessita di entrambi i ruoli di donna e uomo come guida. L'atto di far mancare questo equilibrio ai propri figli sarebbe una manifestazione di egoismo. E poi c'è chi dice Tommaso, preside del Copernico. Sì. Preside del Copernico. Beh, su questo possiamo fare chiarezza però. Quello che leggeva la ragazza, scusa non mi ricordo il tuo nome, Erika. Ecco, le opinioni io le rispetto tutte, anche i pareri eccetera, però quello che ci leggeva Erika poco fa era uno studio scientifico. E su quello si sono basate non solo in America, ma sono stati fatti in Spagna, in Francia, per cui la scienza ci sta ripetendo, la pedagogia, quello che chiedeva Izzo. Questi studi sono stati fatti. Quindi se noi vogliamo dire che cosa dicono, beh, poi posso avere la mia opinione ed essere favorevole o contrario, ci mancherebbe, però questi studi sono stati fatti. Vorrei chiarire una cosa però sul tema adozioni. Guardate che noi siamo in un paese dove i bambini da adottare o non ci sono o sono tenuti troppo a lungo negli orfanotrofi. Io vorrei, siccome faremo un nuovo Parlamento, uno Stato che si occupasse di più e meglio di questi bambini, perché è vero quello che diceva Izzo, cioè la legge, e anche il ragazzo di prima, la legge è costruita sui diritti del bambino, non sui diritti della coppia. Attenzione, qua lo dico da omosessuale, non è costruita per dare una cosa in più a una coppia, è costruita nella tutela, tant'è che può sembrare discriminatorio, un bambino da adottare, se il tribunale deve scegliere se darlo a una famiglia ricca o a una famiglia povera, lo dà a una famiglia ricca, per dargli più chance e possibilità, giusto o sbagliato che sia, quindi così è costruita. Altro tema invece è quello dell'omogenitorialità, cioè bambini che nascono per precedenti matrimoni e che si ritrovano in una coppia omosessuale, allora quella invece è una realtà che va tutelata. I 100.000 bambini di cui ci parlavamo ora prima sono questi, non sono bambini adottati, sono bambini che di fatto sono Andiamo avanti perché gay. gli spunti si moltiplicano. Francesco, era una risposta o un'ulteriore domanda? No, avevo due risposte. Allora, una è a lui perché ad Andrea, giusto, perché ha detto che i bambini è meglio se i bambini rimangano nell'orfanatrofio. Sì, no, immagino che, era che fosse una provocazione, però volevo anche non ho sentito. Ha detto che non capivi perché era un'altra provocazione, ma non andiamo avanti a colpi di provocazione, altrimenti non ne usciamo. Sì, appunto, magari spieghiamo, perché volevo dire che ad esempio i bambini non è come una volta, ce ne sono pochi adesso, anche bambini da adottare, e i procedimenti sono veramente lunghi e difficili. Sì. E in più, ad esempio, alcuni paesi tipo Cina e Russia non fanno adottare le coppie omosessuali e di conseguenza diventa anche più difficile anche per le coppie eterosessuali adottare, quindi ci sono tanti punti di vista e tante cose da prendere in considerazione, perché magari a volte si rischia proprio che i bambini rimangano nell'orfanatrofio perché si complicano ancora di più le procedure. Sì, no, devi continuare? Sì, vai. Perché in secondo luogo prendo la scomoda parte perché io sono cattolico e ad esempio io però sono per le unioni omosessuali pur essendo cattolico, e sono dell'idea che lo Stato debba essere laico e la Chiesa deve essere qualcosa a sé stante. E difatti, secondo me, la sua idea è giusta. Se noi riuscissimo a proporre un referendum, un voto di un omosessuale vale come un voto di un cattolico. Davanti allo Stato siamo tutti uguali, quindi credo che alla fine la soluzione giusta deve essere proposto. Però a volte ci sono i politici che per prendere consensi cattolici fanno più i cattolici dei cattolici stessi, credo sia quello il problema, perché
Anche sì, perché anche magari sulle tasse... Sei stato chiarissimo, scusami, perché qua dietro qualcuno rispondeva se dici così allora non sei cattolico, cioè nel senso sono cattolico ma sono a favore, ma era una battuta però, fra virgolette, nel senso che penso che magari uno possa vivere anche un conflitto interiore. No, per esempio, non per soccorrere in difesa del ragazzo che non ha bisogno, però voglio dire, anche sulla vicenda dell'aborto, del divorzio, molti cattolici, pur rispettando, diciamo, la linea della gerarchia, e personalmente essendo convinti che il divorzio non andasse approvato, però da cittadini, non da cattolici, perché in questo Stato c'è la Chiesa fa la sua parte, lo Stato, hanno votato a favore del divorzio, lasciando ad altri l'opportunità poi di scegliere. Perciò quello che voglio dire è che i cattolici in questo Paese non sono mai stati arretrati o conservatori, ben altre sono le religioni, perché se il Papa si limita a fare delle affermazioni di principio che credo poi ognuno nella sua libertà di coscienza però, questo sicuramente, ma valuta, ma ci sono ben altre religioni al mondo che non si limitano alle voglio dire, dichiarazioni di principio, ma impongono anche alcune scelte molto più restrittive. Diciamo che non è una gara. Anche no, per dire che carcere e pena di morte, per esempio, ha straragione. Se andiamo in Iran o nei paesi musulmani c'è una sharia, una religione che diventa legge. Tanto, no? Certo, assolutamente. Sentiamo un attimo Non dovremmo guardare alle condizioni in cui si sta ancora peggio, vediamo già i problemi che ci sono in Italia, in cui certamente non siamo un paese abbastanza progredito da capire che siamo tutti uguali, anziché guardare le teocrazie islamiche. Guardiamo avanti, per favore. Qua dietro sentivo che si stava scatenando l'inferno. Prego. Sì, certo, scusa, non arrivo dappertutto, sono un po' nana. No, prima si parlava di tutelare i bambini e credo che sia giustissimo, anzi un argomento proprio da non sottovalutare. Comunque credo che da che mondo è mondo c'è sempre stato il bullismo anche nei confronti di bambini non cresciuti da omosessuali o con altre problematiche. Credo che stia comunque nel fatto che un genitore, essendo etero o omosessuale, crescendo un bambino gli possa comunque insegnare che bullismo o non bullismo lui è quel che è, può andare avanti anche se viene preso in giro. Secondo me sta anche nel genitore a dargli l'educazione giusta per far affrontare al bambino i problemi, perché i problemi esisteranno da quando sarà bambino fino a quando diventerà adulto. Altri spunti? Mentre cerchi lo spunto, approfitto per dire, pensate invece, perché vogliamo anche, non ci sono solo i genitori gay, ma i bambini e i ragazzi omosessuali che invece, diversamente da quello che suggeriva la ragazza che si chiama Giulia, giustamente, che diversamente da altre minoranze, per esempio di colore o religione, tornano a casa e loro almeno il papà e la mamma lo possono consolare. Ecco, proviamo a pensare a quei bambini e quelle bambine omosessuali, ragazzi e ragazzine, che rientrando a casa alle volte hanno dei genitori anche addirittura ostili. Magari non lo sono verso il figlio, ma magari dai discorsi che sentono in famiglia. Siccome io sento veramente... voi siete tutti nati dopo che io nell'89 ero tra i fondatori dell'Arcigay a Udine. Devo dire davvero la società è molto cambiata. Ecco, però cominciamo anche a pensare a queste altre persone che poi sono spesso i vostri compagni di classe o della scuola che si sentono dare degli insulti e che possono ferire molto nel profondo e che non hanno un genitore che a casa che li può ascoltare e capire, non sempre purtroppo. Io volevo parlare... Non ho capito bene perché si dovrebbe complicare la burocrazia per le adozioni se venissero adottati anche da coppie gay, cioè quello non lo capisco perché se ci sarebbe magari una lista d'attesa. Cioè. Dico solo nei paesi in cui non possono adottare. Dicevo solo nei paesi in cui non possono adottare si rischierebbe, ma è solo un aspetto, non è nulla, non è una considerazione totale. Allora, solo col microfono perché altrimenti non sentiamo, prego. Sinceramente quell'intervento non l'avevo proprio capito perché comunque sia, se l'adozione adesso... Insomma, quando ci sono delle regole, se dovesse essere garantito a tutti, stesse regole in sostanza. Ci sarebbero le stesse identiche regole. E comunque volevo anche parlare, come abbiamo detto per esempio prima, l'Italia comunque è sottomessa alla Chiesa, perché a livello storico abbiamo la nostra storia che è intrecciata da 2000 anni con quella della Chiesa. Posso dire, Francesca, rapidissimamente, vedi, il discorso un po' adesso si sta andando un po' più sciolti, diciamo così, si stanno un po' semplificando le posizioni
E anche questa cosa della Chiesa, te lo dico da laico, guarda, liberale, che voglio dire, viene banalizzata questa cosa troppo spesso nel mondo giovanile. È evidente che il Papa prenda una posizione di questo tipo, cioè Tommaso dice che la legge di natura è un'emanazione della legge di Dio. Violi la legge di natura è come se tu violassi la legge di Dio. È uno dei principi cardine del cattolicesimo. No, è così, è così. È così. Nel momento in cui... No, ma non te lo dico da... No, aspetta un attimo. Ragazzi, scusate, finiamo il concetto e finiamo solo il concetto. Perché Moro è da un po' che carica, quindi voglio sentirlo. Ragazzi, scusate, Izzo per finire il concetto. Allora, detto questo, facendo una piccola lezione a Nino, che forse qualche lezione l'ha persa nel corso del liceo, ma un po' di ripasso gli fa bene, dico che evidentemente alla Chiesa Cattolica non si può chiedere di cancellare semplicemente una parte fondante della sua teologia, no? Poi dopo la si può condividere, non la si può condividere. L'intervento prima dell'SMS del telespettatore l'ha detto da laico, da non credente. Da non credente, ha detto la legge di natura è questa. Ora, può una coppia omosessuale fare figli? No. Uno si interroga, voglio dire. Poi dopo, ecco, poi un'altra domanda, e chiudo qua, che magari forse non abbiamo, non hanno colto i ragazzi. Di fronte ai pochi bambini che ci sono e di fronte alla possibilità di darla a una coppia eterosessuale o omosessuale, c'è una questione di, lo dareste prima a una coppia eterosessuale oppure uguale? Ci sarebbe una questione di priorità oppure no? Quindi chi è a favore in sostanza, sì. Beh, solo un attimo perché ovviamente sta aspettando la replica, lo vedevo dal piede sotto la sedia. Allora, io tante lezioni non le ricordo più e sono più che ignorante, sono un cretino. Però la mia appartenenza è proprio al cattolicesimo e al cattolicesimo critico, e mi risulta che il giusnaturalismo, insomma, è stato cioè quello di ritenere come la legge di natura è questo, questo e questo, è stato ben messo in discussione. La prima discussione è stata quando, non so io, la pillola ha sconvolto tutto il mondo cattolico. Perché? Perché insomma è per natura o contro natura? E allora si è chiesto, l'aspirina è secondo natura o contro natura, dal momento che cambia alcune cose? Quindi siamo andati molto avanti, voglio dire, e quindi non è con la legge naturale che si decide, che questa è una legge naturale e quindi per conseguenza viene giù. Si sta discutendo proprio su che cosa vuol dire l'esperienza può essere più importante della tradizione. E poi la natura diciamo non è l'uomo, diceva anche lui, questa antropizzazione della natura. Non è così, la natura vede molte altre cose, ecco ad esempio l'omosessualità fra i fiori e gli animali. No, fra i fiori, cioè. Però forse intendeva dire i delfini. Anche i minerali? Allora, con i minerali ci lasciamo un attimo per la pubblicità, e poi un istante solo e poi ritorniamo per non banalizzare questa questione chiesa, perché al di là di tutto Izzo ha colto nel segno. Dobbiamo andarci più in profondità, visto che comunque condizione non sarà il termine esatto, però è presente nel nostro ragionamento, soprattutto in Italia. Il discorso si scalda, tanti sono in attesa, solo per riprendere il filo lì dove l'avevamo interrotto, perché appunto sul discorso Chiesa e sul discorso natura Izzo aveva tirato in campo Moro, ma chiedo, si può essere d'accordo o no con la Chiesa, ma quanto può essere facile per la Chiesa cambiare cose cambiare il proprio stato? L'ha detto il ragazzo, io sono cattolico ma non sono d'accordo. Ma è da 50 anni che si sta maturando, che si deve per forza. È chiaro che il Papa dice quelle cose lì, ma lo dice per loro d'accordo, ma non riflette dove stanno i cattolici, perché i cattolici
I ragazzi cattolici non dovrebbero avere rapporti Ci sessuali. sarebbe quindi uno scollamento omosessualità? Non dovrebbero avere nessun rapporto. Nelle famiglie non ci si deve neanche pensare a quello che si fa, solo procreare, ma non è più così. Chiarissimo, prego. Ricollegandomi al discorso della Chiesa, appunto, il problema non è tanto della comunità cattolica, quanto più della comunità in generale, dal mio punto di vista. Ho letto anch'io le affermazioni del Papa, ma ho letto anche alcuni dati questo pomeriggio, per cui circa il 43% delle persone che in Italia sostengono l'estensione di pari diritti civili agli omosessuali è di parte cattolica. E ci sono invece dati molto più preoccupanti, come il fatto che circa il 28%, se non ricordo male, degli italiani abbia dei problemi sul fatto di avere un medico omosessuale oppure un politico omosessuale. Quindi eviterei di demonizzare la figura del Papa, quanto più di fare riferimento, ecco, a un'arretratezza più dal punto di vista della società in generale. Poi mi ricollego invece all'intervento che aveva fatto il professor Rizzo, nel senso che dal mio punto di vista sì, sono stati esposti dei dati molto convincenti, però anche alla luce di quello che ho appena studiato, dal mio punto di vista la coppia formata da uomo e donna potrebbe essere molto importante per il bambino, soprattutto nella sua fase più infantile, in cui è molto importante anche l'aspetto fisico. Il bambino esce dal ventre della madre, la sua attività principale per il primo anno di vita è quella di poppare. Anche dal punto di vista psicologico esiste il complesso di Edipo, per cui ci si lega all'individuo. Che abbiamo appena studiato. Esattamente. Quindi un c'è più mezzo prof, voto in più in pagella. Ha già 8, per cui guarda. Facciamo 9. E quindi appunto in collegamento a questo volevo chiedere alla ragazza che prima ha portato i dati se c'è un punto di questo intervento degli psicologi che riesca a rispondermi e a farmi cambiare idea. Insomma, dirà dei dati per cambiare idea. Ah no, microfono di qua. No, Erika, prego. Allora, io ho trovato altre ricerche per quanto riguarda... Abbiamo una chiamata in linea, chiedo solo di aspettare un attimo perché Erika risponde, prego. Ho trovato altre ricerche per quanto riguarda i bisogni dei bambini nel periodo in cui verrebbero adottati, perché sì, noto che gli omosessuali adottano bambini molto piccoli, diciamo. Allora, psicologicamente, anche sì, nella psicanalisi in generale, un bambino ha bisogno di quello che a lui è uguale e di quello che a lui è diverso. Quindi praticamente in questa circostanza ti do ragione, perché è noto che deve avere che so, se una ragazza deve avere la madre in cui si rivede il padre con cui in certo senso è in contrasto perché è diverso da lei. Ciò non toglie che però questa sia una necessità a cui in un certo senso che si può fare a meno, non so come spiegarmi bene. Perché ho letto, sì, a cui si può fare a meno, perdonami, perché ho qua l'articolo ma mi risparmio dal leggervelo. Non ci sono prove a favore del fatto, cioè che argomentano il fatto che in mancanza di questo contrasto, diciamo, il bambino cresca con qualche tipo di mancanza. C'è da specificare, cioè una cosa che vorrei dire io personalmente è che bisogna rendersi conto che l'omosessualità è un dato di fatto. Non è un dato di fatto solo nel genere umano, è un dato di fatto in ogni anche tipo negli animali. di animale. No, Lui mi ha fatto notare l'esempio dei delfini. Vorrei far notare che l'omofobia non credo che sia presente in altri Quello che vorrei chiederti però, tu leggendo questi dati sei rimasta convinta, cioè se tu ti immagini di essere una bambina, credi che veramente insomma... Personalmente io ho trovato appunto anche in questi dati sempre il fatto che gli scompensi che si riscontrano nei bambini sono dovuti a situazioni in cui manca uno di questi genitori. Nelle situazioni di divorzio i bambini sono molto più, in un certo senso, non dire traumatizzati perché non sarebbe corretto, ma se vogliamo mettere a confronto un bambino che ha perso un genitore o un bambino che è reduce da divorzio, forse il trauma è maggiore, dici tu. Ma non forse, certamente c'è... Scusami, abbiamo una chiamata in linea però che attende da un bel po'. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Io volevo fare una domanda al signor Pizza. Sì, prego. Allora, io sono una psicologa, ricevo tanti appuntamenti, ragazzi che hanno problemi, sono omosessuali,
Però ricevo anche tanta gente che si scopre omosessuale dopo essersi sposata. Come Vero. mai? Io dico che questi qui sono dei viziosi. Ecco, perché gli omosessuali si nasce e non si diventa dopo essersi sposati e avere anche dei figli. Con questo ho finito. Grazie per la sua chiamata, aveva chiesto un parere a pizza e poi sentiamo perché si scatena la reazione popolare. Ma Brevemente. mi dispiace, non conosco la signora. Ragazzi, sentiamo la risposta un attimo. Non ce l'abbiamo qua, sono disponibili anche ad un incontro con lei, però francamente non mi sembra una posizione da psicologa, da persona che segue quelle che sono le regole delle associazioni a cui lei si riconosce e che chiariscono bene che la sessualità e l'affettività sono delle cose in continuo movimento, quindi questo giudizio molto pesante che da lei ai suoi clienti, io francamente non ritornerei da lei per un secondo appuntamento. Prego. Tornando indietro alla questione, chiedeva al professorista qual è il parametro, se cioè la priorità va data alle coppie eterosessuali e omosessuali. Sì, penso che fosse interessante. Penso che i criteri di giudizio siano altri, cioè ci possono essere coppie eterosessuali meno idonee di molte coppie omosessuali nell'adozione di bambini. Ricollegandomi a tutta la questione su diversi temi, no, sono altri parametri da valutare sicuramente. Penso che sì, la Chiesa abbia sue posizioni istituzionali, ci mancherebbe altro e non compete a noi decidere quale sia anche l'approccio al matrimonio della Chiesa, però penso che ogni credente eserciti il suo esercizio civile rispondendo ai valori della Costituzione prima ancora, e quindi ci possono essere sensibilità molto diverse su questi temi, e penso che molti cattolici la pensino in modi diversi dalla Chiesa. E sulle unioni civili o matrimonio, ad esempio, penso che sia un argomento interessante, cioè su quale sia la soluzione, perché capisco che l'unione civile, ricollegandomi anche al dibattito politico, la forza politica che in Italia era più sensibile a queste istanze, quindi anche più a sinistra se si può dire, durante le primarie non aveva parlato ad esempio di matrimonio, ma la soluzione sembrava sempre quella dell'unione civile, o su modello inglese o su modello tedesco, e tutti gli esponenti politici anche di quella parte politica erano contrari all'adozione. Questo penso che sia molto significativo del fatto che in Italia ancora oggi le elezioni non si vincono essendo a favore dell'adozione, che quindi forse i passi da fare sono diversi, sono temi trasversali, sì, no, ma per dire Qua tendenzialmente sì, brevissimo, perché poi c'è chi non ha ancora parlato, sì, quindi vorrei sentire anche gli altri. So che dopo che dirò quello che sto per dire scatenerò un inferno. Ancora? Però credo che non ho mai visto così tanta ipocrisia in così pochi metri quadrati. La questione è questa: in un paese dove non accettiamo il gay come gay oppure lo straniero, vogliamo accettare il fatto che una coppia adotti dei bambini. È incredibile, vero? Io vorrei collegarmi con Stojan, e la nostra società non è oggettivamente pronta, non riusciamo ad accettare che i disabili abbiano una sessualità, vogliamo pensare che gli omosessuali possono avere una sessualità, non siamo oggettivamente pronti. E volevo ricollegarmi un attimo a Moro per quanto riguarda la Chiesa. Ok, ci sono dei segnali positivi, ci sono i giovani, purtroppo l'Italia è un paese fondamentalmente di persone vecchie, quindi sono quelle elementi da cambiare e non è facile, quindi sono quelle che se il Papa parla lo seguono ciecamente. Però l'ipocrisia di Stojan esiste, non credo che sia questione di vecchi, i vecchi anche credo siano più aperti dei giovani su alcune cose, più di quelli che vanno a fare i cori negli stadi che non sono vecchi, no, cori razzisti, dove l'omosessualità c'entra parecchio, ecco, e nel linguaggio giovanile dove si usa molto il linguaggio, l'insulto omofobo, quindi non credo che sia una questione di vecchi. Allora, a me la cosa che lascia stupito, devo dire la verità, e sarà appunto questa differenza di età che ormai è questa avversione nei confronti della Chiesa. In fondo, voglio dire, c'è una società al mondo, dico al mondo, che come quella europea tutela l'umanesimo e valorizza l'uomo come fine ultimo di tutte le espressioni. No, non c'è al mondo. E l'umanesimo europeo ha le sue radici nella cultura
nell'ideale cristiano, e questo è un fatto che ci viene riconosciuto da tutto il mondo. Che poi la Chiesa, come tutte le organizzazioni, abbia i suoi limiti, ma questo ci sta. Ma adesso voler far passare quella che è una tradizione millenaria del nostro paese, della nostra regione, come un qualcosa di arretrato, sic et implicite, questo effettivamente mi pare un po', ecco così, ci sono tante risposte, quindi vi concentrate i vostri pensieri. Non metto in dubbio tutto il lavoro che ha fatto la Chiesa nei millenni, tutte le opere d'arte, però oggettivamente è abbastanza arretrata mentalmente, e comunque noi siamo costituzionalmente un paese laico. Ok, il Papa può parlare, può esprimere le proprie opinioni, ma non può fare un lavaggio del cervello e imporre la sua opinione. Mi pare che siano ben altri mezzi che ci fanno il lavaggio del cervello. Lui è nel suo Stato, lui può governare nel suo Stato, non nello Stato italiano. Allora, la ragazza qua in parte, il ragazzo qua e poi c'è Aurora, prego. No, a proposito dell'umanesimo, sì, è vero, nel 400 il neoplatonismo cercava di conciliare qualcosa di cristiano cattolico con qualcosa di pagano, che era Platone, eccetera. Però se quello è stato un momento di grande crescita culturale, lo è stato anche grazie al libero pensiero che si è inserito sulla corrente cristiana, teologica, tradizionale. Poi volevo dire, su quel reportage che riportava prima Erika, quello dell'Associazione Americana di Psicologia, che è stato anche introdotto in Italia, importato in Italia qualche anno fa e si trova su internet, ciò che viene di più importante affermato è che non è il genere dei genitori o la forma del rapporto parentale che determina le condizioni psicosociali del bambino, ma è la qualità del rapporto. Quindi ciò che deve essere ricercato è la possibilità di dare a un bambino tutto ciò di cui ha bisogno, non la forma in cui deve essere inserito quel bambino. Io però, Giacomo, dal punto di vista anche psicologico, diceva prima Filippo, è importante, posso essere d'accordo, io sono in una situazione di sospensione, potrei anche essere favorevole tendenzialmente, però quando si dà un figlio in adozione deve essere chiaro chi fa la mamma e chi fa il papà. In una coppia, aspetta un attimo, nel senso che anche in una coppia omosessuale c'è chi fa il papà e l'uomo e chi fa, giusto? E chi fa la mamma. E chi fa... Posso parlare? Ragazzi, scusate. Posso parlare? Chiedono solo però è chi viene abbandonato dal papà o dalla mamma, per riassumere un po'. Allora, no, facciamo finire se posso finire il ragionamento, è importante quando si dà un figlio, proprio freudianamente, il complesso d'Edipo, tutte le varie fasi della crescita, eccetera, che anche una coppia omosessuale garantisca questi punti di riferimento alla crescita del bambino. Non si può semplificare troppo questa situazione. Poi, dal punto di vista degli studi, dei psicologi, dei pedagogi, ce ne sono di tante correnti, di tante interpretazioni. Questa serietà ha bisogno di tempo, di essere masticata dalla società, di essere elaborata senza semplificazioni. Sì, però scusi. No, un attimo, vorrei rispondere direttamente a questa cosa. Freud analizza solo casi in cui i bambini vengono cresciuti in una famiglia rigorosamente formata da madre e padre. E Freud è un osservatore della realtà, non indica che è necessario il complesso di Edipo. Cosa dice Freud? Scusa, È necessario, accade, è un osservatore, accade nella stiamo famiglia. Arrivando a... Scusa, cosa dice Freud riguardo l'omosessualità? Cosa ha dimostrato la psicologia moderna? Che nell'assenza appunto di dello schema tradizionale. Ok, chiaro, prego. Scusa, riguardo all'omosessualità. Prego. Freud riguardo all'omosessualità, cosa dice? Perché a me, non a me pare, ma lo sono sicuro, Freud dice che l'omosessualità, giusto o sbagliato che sia, non lo dico, non è che condivido quanto andrò a dire, l'omosessualità, dice Freud, è una malattia mentale. Giusto? Beh, insomma. Sì, lo dice, lo dice. Differenza da caso quindi a caso. Quindi vorrei dire, le ricerche che ha portato Erika, perché vengono condivise? Perché sono del 2001, del 2002, del 2010? Allora perché? Per quale motivo? Il pensiero di Freud deve essere messo da parte, quello di considerare la malattia, il fatto di essere omosessuale una malattia mentale. Non dico che sia giusto. Stefano, Freud non diceva propriamente questo, diciamo che è molto... diciamo così, ragazzi, se posso darvi un consiglio, poi discutiamo, eccetera.
non è che improvvisamente qua possiamo diventare tutti scienziati e psicologi e pedagoghi, cioè ragioniamo in maniera più aperta, ha ragione Stefano anche per certi aspetti, ci sono tante correnti di pensiero, tante elaborazioni, evitiamo di avere idee troppo chiare su questo tema. Pubblicità, solo un attimo tra poco, così poi riassumiamo tutto nell'ultima parte, tra poco. La psicanalisi è un po' evoluta. Per l'ultima parte, piccolo vademecum, magari mi fa piacere comunque tirare in ballo, sicuramente abbiamo detto che è multidisciplinare la cosa, trasversale, quindi la filosofia, però mi richiama un po' anche a Izzo, cioè vorrei sentire proprio la vostra, al di là di quello che sicuramente vi ispirate poi a quello che avete letto, quello che avete imparato, ma più sulla vostra percezione reale. Aurora, avevi in sospeso, c'era Andrea? Allora, io volevo dire, finiamola dicendo diversi o uguali, perché alla fine c'è un omosessuale o un gay, qualsiasi roba sia, insomma, non è diverso da me, perché magari loro possono guardarmi e dirmi, ma chi sei tu? Ed è giusto così. Quindi togliamo queste doti nomine, tu sei diverso, tu sei uguale, siamo tutti uguali a prescindere dai pensieri o dalle scelte che facciamo nella vita. Che l'Italia sia influenzato da questo fatto che ci sia il Papa, il Vaticano, è vero. Allora finiamola di fare i moralisti. Scusami Aurora, vedo, qua c'è 90%, guarda, sta roba qua ogni volta che tratteremo sti temi dite sta roba, che è una bugia colossale. 90%, scusa un attimo, 90% di qui avete una posizione unilaterale molto critica contro la Chiesa. Cavolacci, se fosse così dittatoriale la posizione uscirebbe ben altro quadro. Forse Aurora intendeva dire, no? Questa cappa che c'è su di voi, mamma mia che cappa. Intendeva dire il 90% della classe politica. Per fortuna, come la adesso, tua, come tu che sei la classe politica, come la tua. No, guarda, adesso ti spiego cosa penso. Se dobbiamo fare i moralisti qua a dire io credo in questi ambiti oppure io sono cattolico, non capisco perché si bestemmia da lunedì a sabato e poi si va in chiesa domenica, 1. 2, non capisco perché ci sono, dato che il Papa è contro i divorzi, perché ci sono i divorzi nei cattolici. No, però qua stiamo un po' uscendo adesso. Perché loro, un uomo sessuale, non può avere le stesse cose, cioè gli stessi diritti o gli stessi pensieri quando esce fuori da casa sua a fare le stesse cose. Ma potete essere in linea su questo, poi il motivo del contendere era un altro, cioè non sono riuscito più a... Il tuo ragionamento è giusto, però adesso state uscendo un attimino, Andrea, poi non so chi c'era in... Giusto qualche flash per commentare gli ultimi interventi, perché sono stati tirati in ballo diversi argomenti. Sicuramente l'influenza dell'opinione della Chiesa c'è nel momento in cui noi ci concentriamo sulle opinioni che ha il Papa anziché sulle nostre. Noi nel cercare di negare, nel cercare di dire che la Chiesa ha un'enorme influenza, secondo me gliela diamo noi nel momento in cui diamo talmente peso a queste affermazioni, anziché fare delle nostre affermazioni. Ma condivido questo. Seconda cosa, penso che quello che in qualche modo qua è emerso o che emerge anche nella nostra società ed è l'odio omofobo, è l'odio che c'è sempre stato nella storia verso tutte le minoranze. Per fortuna dopo l'Olocausto l'antisemitismo è quasi sparito in Europa, però non si ricorda che Hitler perseguitò anche gli omosessuali e sono anche una minoranza su cui un odio quasi superstizioso o comunque di timore senza conoscere i fatti c'è ancora nella nostra società. Andrea, posso al volo? Anche hai ragione, per sottolineare però, dare più completezza, questi ritardi culturali erano fino a pochi decenni fa. Io ricordo che anche il Partito Comunista era estremamente arretrato, pensiamo a Pierpaolo Pasolini, era impossibile dirsi omosessuali nel Partito Comunista Italiano. Esatto. Sì, velocissimo perché abbiamo un sacco di interventi in coda. Un'ultima cosa, visto che si è parlato appunto del fatto che un bambino adottato da 2 uomini o da 2 donne possa sentire la mancanza dell'altro sesso, ricorderei ancora una volta, che è stato solo accennato, che ci sono moltissimi bambini figli di genitori divorziati che vivono solo con la madre, solo col padre, orfani. Che cosa facciamo? Strappiamo questi bambini dai loro genitori perché non hanno entrambi i sessi nella propria famiglia? Infatti sono favorevole all'adozione anche per i single.
Io sono favorevole per l'adozione per i singoli. Anch'io. Prego. E allora? Manca il microfono, intanto sentiamo la ragazza, facciamo arrivare il microfono di qua. Ma prima ha detto che non era d'accordo sull'adozione degli omosessuali. Senza microfono però non sentiamo. No, poco fa ha detto che non era d'accordo, cioè con l'adozione degli E omosessuali. che vuole scombinarci le carte proprio nel finale. Adesso dice sono d'accordo anche con l'adozione di un single. No, ma scusi, ma cosa stai Lasciamo questo punto interrogativo, prego, poi... No, allora secondo me far adottare un bambino a un single è la cosa più sbagliata dell'universo. Addirittura dell'universo? Sì, no, Non del perché mondo, dell'universo. no, l'universo proprio, perché un bambino che cresce senza l'affetto sia del padre che della madre, che si voglia meno, ha degli scompensi affettivi. Ma guarda che una coppia può... Ma un orfano viene adottato e comunque ha avuto il contatto col padre prima. Una coppia può separarsi dopo breve, può mancare un genitore. Sì, ok, però comunque ci sono degli scompensi, è un dato di fatto della psicologia. Allora su questo qua ci sono dei Qua c'è il scompensi e avete le punto di idee domanda. nette. Sul fatto che una coppia omosessuale dove non si capisce bene, che il papà e la madre magari non lo so, lì avete delle idee chiare. No, secondo me è sbagliato anche lì. L'idea un po', Secondo me è sbagliato anche lì, Ah, perché ok. comunque manca Sta giocando, che sta dicendo un riferimento per sesso Vi sta nel facendo bambino. diventare pazzi. La ragazza in attesa da un po', prego. No, io non voglio dire niente su Quindi non hai Chiesa preso il e microfono, Stato. per... sbaglio. Non voglio dire niente, hai preso... No, sul fatto Ti è arrivato- Chiesa-Stato credo sia un argomento a parte che non c'entri niente col nostro argomento di oggi. Calcio? No. No. Omosessualità e adozioni. Quello che volevo dire io è che non credo giusto che una religione che parli di amore non conceda di dare la possibilità di avere e dare amore a delle persone omosessuali che vorrebbero adottare un bambino o che comunque vorrebbero avere un'unione formale davanti a Dio essendo credenti. È questo che non riesco a accettare. Come fa a dire l'uomo che simboleggia Dio non potete unirvi di fronte a lui, quando è stesso Dio non ha sesso, quindi non si può decidere se sia uomo o se sia donna, e in più la sua parola è solo amore. Non credo, a parte il divieto di uccidere e di rispettare l'uomo, non credo quali altri divieti potrebbero Chi essere. vuole subito rispondere? Fabio? Sì. No, volevo risponderti così, perché la religione cattolica difende la famiglia come maschio e donna, per cui la famiglia che compongana e che si possa ricreare. Per questo non la... Ma non ha a che fare con Dio, quello che crede la Però religione ci manca cattolica. un Quello prete che in crede la religione trasmissione. Sì, cattolica ci vuole un prete. non ha a che fare... Sì, è vero. I ragazzi devono andare a dottrina. Chi è che si candida allora al ruolo di prete? Chi c'era in attesa? Sono molto appropriato. Francesco, allora sentiamo un attimo. Non esageriamo adesso però, Prego. Cioè no, io volevo solo dire una cosa, secondo me senza dire nulla hai sbagliato il problema, perché se tu non concordi con la Chiesa cambi religione, cioè è quello che dico, io per... No, nel senso, prima io sono cittadino italiano e rispondo alla Costituzione italiana, in seguito io come cittadino privato posso scegliere la religione, quello credo che sia il senso principale secondo me. Stiamo testimoniando come il problema sia complicato, però perché lo stiamo in 5 realtà minuti più prima non avevi detto che eri complicando cattolico. Lo sono. Ma allora non hai detto adesso che non dovrebbe cambiare religione? Sì, perché no? Ma anche te allora? Ma scusami, crede io no, che cosa vuol dire? Però io direi, al di là di darvi contro sul fatto della Chiesa, proviamo ad arrivare un po' a una sintesi e dire qualcosa di propositivo in questo senso, Però, perché sì, un attimo... le schermaglie mi vanno bene, ma vorrei fossero non, più non per costruttive. continuare la schermaglia, però appunto prima ha detto Francesco, io da cattolico però rispetto le coppie omosessuali. I cattolici hanno anche un libro sacro, in questo libro sacro c'è anche il Levitico che Ne dice che i abbiamo anche cattolici devono parlato, essere prima una eliminati risposta- da Dio. Cioè, Una c'è questo che c'è nel risposta libro ce l'ha arrivata sacro. da Ion, perché stiamo estremizzando, ha ragione Ion in questo senso, cioè ognuno prende come cattolico le scelte per la propria vita, ma può anche garantire, rispettare la libertà altrui, quindi scusami, la sintesi però è importante, tu come cattolico puoi prendere le tue decisioni sull'aborto, sull'adozione eccetera e rispettare le opinioni altrui e lasciare, cioè la sintesi un po' è arrivata. E allora come fai
alla fine anche Moro diceva le cose possono cambiare, comunque i cambiamenti avvengono in questo modo magari, no? Parliamo di un sentimento. Certo, la cosa paradossale, il fatto è che se stiamo cercando di capirci, è che noi siamo una società dove i bambini, parlo di quella friulana, dove i bambini non si fanno più e ci stiamo preoccupando, no, dell'adozione degli omosessuali, e dove i ragazzi, e mi piacerebbe magari così come una, non si sposano neanche più. Cioè, ma se non ci sono, ma io allora farei, scusate ragazzi, piano però, ma facciamo una proposta, direi, a questo punto non si fanno bambini, apriamo più discoteche, diceva Aurora, siamo a posto e così non c'è neanche bisogno. No, ma volevo dire... O tu Erika, vai. Ok, no, io volevo semplicemente chiarire la mia posizione, forse sono sembrata abbastanza oggettiva, scolastica nel dire le mie cose. Io mi sono documentata principalmente perché fondamentalmente credo fermamente nei miei ideali. Secondo me il matrimonio, come l'adozione da parte di omosessuali, deve essere legale. Io sono di questo avviso. Ho la mia idea, che potrà sembrare magari anche coi paraocchi, ho provato a sentire ogni tipo di campana, come si suol dire, ma sono comunque rimasta di questo mio avviso. Secondo me la cosa principale, ribadisco, è l'amore. Se trovi amore in una coppia omosessuale, se trovi amore in una coppia eterosessuale, non c'è distinzione. Al di là di mille ricerche, io sono per l'amore incondizionato, ho una visione abbastanza aperta, secondo me. E come? Però se bastasse solo l'amore, dovremmo abolire la famiglia e il matrimonio, allora, che sono invece fondamento della nostra società. Se bastasse solo l'amore... Ma io personalmente vorrei sentire Aurora e poi i ragazzi antiromantici qua dietro. No, ma se abbiamo perso i valori del matrimonio magari, o di un fidanzamento o di una famiglia, perché prima lei diceva non facciamo più figli, non è colpa loro, cioè nel senso, loro invece dicono noi li vogliamo, ce li desideriamo più. Magari tu non glielo dai a lui il figlio, va bene, però l'amore comunque ha tante sfaccettature, è sempre un sentimento, quindi rispettiamolo e cerchiamo di viverlo per quello che è, e non, cioè, andiamo a cercare il vero significato dell'amore, non andiamo a cercare mezzi. Posso leggervi un messaggio che magari così, non so, ci fa capire se alla fine dobbiamo ricominciare da capo. Non siate ipocriti, a scuola regna l'omofobia, gay e, dice Frocio, devo citarlo, sono gli insulti più frequenti. Bisognerebbe parlare di più di omosessualità a scuola, un insegnante. È così? No. Sentiamo Bertoni. Indubbiamente la discussione è stata estremamente accesa su un tema estremamente delicato e particolare. Io sono convinto del fatto che nessuno ha il diritto di classificare l'amore. L'amore è amore e basta. Quindi che sia amore eterosessuale o omosessuale, l'importante è rispettare questo amore. Poc'anzi si è citato la scuola. Insegnare alle nuove generazioni a rispettare il diverso, prevenire l'omofobia è un dovere delle istituzioni. Non a caso il 7 dicembre dello scorso anno è stato organizzato dall'ufficio scolastico regionale assieme all'Arcigay e all'Arcilesbica del Friuli Venezia Giulia un convegno dove per la prima volta in Italia si sono formati dei docenti in modo per contrastare questo fenomeno. Il fenomeno esiste. L'SMS che poc'anzi è stato inviato ha motivo d'essere, quindi molta attenzione al rispetto. Per quanto riguarda invece l'adozione, la centralità deve essere, lo dico da padre di 2 bambini, la centralità deve essere e rimanere il bambino, il figlio. Dobbiamo vedere il bene del bambino. Io non sono nessuno per dire se la coppia omosessuale o la coppia eterosessuale è la più adeguata per adottare, ma indubbiamente dobbiamo valutare in maniera estremamente attenta il bene del bambino. Nino Moro, che spunti hai tratto da questa serata in chiusura? Ma a me è piaciuto, è venuto fuori adesso in coda questa cosa che esiste nella scuola, probabilmente i partecipanti sono la parte, diremmo così, più cresciuta culturalmente ed è bello prendersene atto, ma è stato bello anche sentire le argomentazioni. No, vuol dire che insomma
ci riflettono, vanno a cercare le cose. È bello iniziare una serie di serate così, insomma. Indipendentemente poi che abbiamo chiarita la questione, però l'abbiamo posta, mi pare, anche in maniera, diremmo, articolata, e piacerebbe continuare anche. Pizza, quanto è lontano il momento in cui potrà lei o qualcun altro come lei, insomma, riuscire a dire posso sposarmi, posso avere dei figli? Accadrà in Italia? Ma io, vedendo soprattutto e ascoltando questi ragazzi oggi, è incredibile, non avrei mai immaginato che avremmo fatto quasi tutta la trasmissione a parlare di adozioni, che in una situazione dove nello Stato italiano nemmeno le coppie di conviventi vengono riconosciuti, è come parlare, non riusciamo ad andare sulla Luna e voglio parlare di Marte. Però questo mi dà il segnale per dire quanto in realtà la società sia cambiata. Voi siete i più giovani della nostra società e ci dite la direzione. Adesso qualcuno è rimasto in silenzio, infatti mi incuriosiva un po' forse più sentire il parere di quelli che sono stati in silenzio o quelli che non sono venuti, perché quella cosa che diceva l'insegnante, gli insulti ancora verso gli omosessuali a scuola si sentono e come, ecco, io... Non so se poi posso dire, Aurora, mi dicevi prima della trasmissione che comunque parlando con altri ragazzi dicevi il problema, alcuni avevano paura ad esporsi sul tema, è vero? Esatto, ma poi era anche abbastanza difficile, poi a prescindere, come ha detto anche nel messaggio un insegnante, anche solo il modo di vestirsi ti urlano dietro a froccio, cioè è normale, diciamo. E siamo a due stasera di beef, uno è mio, uno è suo, abbiamo fatto le pecore nere della serata. Ion, traendo le conclusioni? Ma devo dire che questi giovani sono giovani, nel senso che è giusto che abbiano idee che siano avanzate rispetto a quella che è anche la società nel suo complesso. E mi ha stupito anche, devo dire la verità, la maturità con cui discutono, si preparano, cioè questo è un segnale buono rispetto alla formazione scolastica. Izzo, allora. A che gioco ha giocato? Com'è che gioco ha giocato? Una domanda da Aurora. No, ho detto quello che penso. Il problema è questo, che quando articoli le posizioni, ragazzi, lo dico spesso, sono abituati un po' troppo a semplificare. Su questi temi un po' delicati che colgono anche la coscienza di ognuno di noi e anche le abitudini, insomma questioni così anche un po' ancestrali, non si può, ripeto, semplificare un po' troppo. Comunque il segno di questa discussione è il segno di una società che è cambiata a una velocità incredibile. Se noi pensiamo 20 anni fa, 30 anni fa, la società è veramente cambiata. Hai ragione Pizza a dire se questo è il futuro è un buon segnale, vuol dire che insomma dal punto di vista della discriminazione faremo ulteriori passi in avanti. Ha anche ragione a dire che noi dobbiamo, ad esempio le coppie di fatto non hanno un apparato giuridico che le tuteli e va assolutamente da questo punto di vista fatto un passo in avanti. Madre, ripeto, io lo chiamerei in un altro modo. Per quanto riguarda le adozioni, io ripeto, non si può buttare a mare la psicanalisi, il complesso d'Edipo, la poppata hanno un valore dal punto di vista psicanalitico. Studiamo la situazione. E la cosa va studiata con grande attenzione e con grande calma. Vorrei chiudere con uno di voi che non ha parlato e chiedo scusa alla regia, c'era lui che aveva il microfono prima. No, volevo solo dire, scusate, volevo solo dire al signor, scusi? Johan. Quando ha parlato della famiglia, allora bisognerebbe abolirla per il fatto dell'amore. Sì, la famiglia è il primo strumento dell'amore, per questo... E va tutelata dalle leggi, per questo. Grazie anche a tutti quelli che ci hanno scritto in questa serata, mi dispiace. Posso dire una cosa velocissima? Intanto sei quanti. stata Francesca bravissima e te lo dico perché lo penso e voglio salutare però l'amico Alberto e dire che mi manca e che spero di rincontrarlo presto. Eccola la risposta, è arrivata, abbiamo capito a che gioco stava giocando. Grazie allora Bertoni per chiudere. Sì, un ringraziamento particolare però va anche al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale che come tanti altri crede in questo tipo di iniziativa e si gioca in prima persona. Quindi un ringraziamento a tutti quelli che hanno collaborato e che collaboreranno durante questa annualità. Siamo partiti nel modo giusto e credo che avremo solamente soddisfazione da questa trasmissione. Brava la conduttrice, grazie direttore per permetterci ancora di essere qui. Grazie a voi, non abbiamo parlato con la presidentessa ma ci sarà spazio nelle prossime puntate, facciamo così e diciamo che uno dei temi potrà essere proprio la Chiesa, così ci prepariamo già a scannarci vicenevolmente e io farò una bella cosa, strapperò tutti i miei appunti perché con voi non servono. Buonanotte, ciao!